Eccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, apriamo questa seconda parte di puntata parlando di tram, perché intanto c'è un'importante novità per quanto riguarda la terza linea, perché avete ufficialmente firmato nelle scorse ore, diciamo, i contratti con le aziende che poi realizzeranno l'opera. Questo cosa significa? Che stiamo rispettando i tempi. Pensate, 15 giorni di vantaggio rispetto al cronoprogramma. Sembra una cosa ridicola, però è così, perché è pericolosissimo. Noi dobbiamo per forza terminare i lavori entro il 2026 e collaudarli nelle prime settimane del 2027, deve essere tutto a posto. E non si scherza con queste cose. Tutti dicevano non c'è problema, tanto la proroga. Ma per farvi un'idea, noi... Avete visto che abbiamo ricevuto ulteriormente fondi, risorse del PNRR per quanto riguarda il SIR 1, cioè ci consentono di aumentare la quarta cassa su tutti i tram e fare tutte le pensiline, per cui una cifra importante, perché primo hanno visto il Ministero che siamo affidabili e facciamo le cose, secondo serve, se voi andate alla cella è pieno, il tram è pieno. E terza cosa, io lo dico con dispiacere, i soldi che erano arrivati a noi sono stati tolti a Napoli e a Palermo perché non hanno fatto determinate cose, per cui non si scherza con queste cose. Il cronoprogramma è vitale, va rispettato, APS lo sta rispettando al 100%, per cui verifichiamo in continuazione, perché lo verifichiamo sia a livello comunale che APS, e sono molto soddisfatto dei tempi, stiamo andando via molto veloci, con qualche disagio, è vero, non sto dicendo, l'ho sempre detto ancora all'inizio, prima avremo dei disagi, però se pensiamo poi agli effetti positivi, dopo ci dimentichiamo dei disagi, avremo una possibilità di portare 20 milioni di persone all'anno, tutte e tre le linee, vuol dire cambiare la viabilità della città. Io conosco persone, uno in casa anche, che sta cambiando casa e cerca di andare dove passa il tram. Diventa, chi conosce Parigi e Londra, no? E lo dico in piccolo, può scendere, prendere il tram, perché non è come l'autobus, passa tra 20 minuti, no, uno scende, arriva tra 3-4 minuti, sale e va dove vuole andare, praticamente da Vigonza a Rubano, a Questura, in centro, va dove vuole, per cui è un cambio di mentalità. C'è però da capire se effettivamente poi 20 milioni di persone all'anno prenderanno il tram a Padova. Lei è sicuro di questo? Io sono sicuro, i miei tecnici, dei calcoli che fanno, non sono un ingegnere trasportistico, però mi fido di loro. Anche io vado spesso a Londra perché è una città che amo. Quando c'era il Covid, non c'era alternativa, Londra era solo quello, per cui sì, taxi, autobus. Pensate che Londra porta 1 miliardo 350 milioni di persone. Non sto paragonando Londra a Padova, siamo due mondi diversi, ma pensate cosa vuol dire, 4 livelli. Ho tre nipoti là, 2 nipoti, uno è un amico. Non hanno la macchina, non hanno l'auto. La macchina in sé per andare fuori, per prendere il noleggio. È impossibile andare a Londra. Però in Italia, secondo me, Sindaco, questa mentalità è un po'... No, certo, però comunque, al di là di questo, questa mentalità in Italia mi sa che non c'è ancora, del non spostarsi con l'auto. Ma io sono convinto di una cosa. Certamente per andare fuori città serve l'auto. Sono convinto che se non andare al punto A, dove andò, al punto B, ci impiego 10 minuti. E col tram ci impiego 6 minuti, 5 minuti. Non prendo multe, non vado a ZTL, non cerco parcheggio. Alla fine non ci vado. Paga l'abbonamento però. Certamente, ma sono prezzi decisamente diversi da quello che costa un'auto. Io sono convinto che funzionerà molto e Padova cambierà in maniera netta, ma cambierà in maniera totale. E sarà domani, tra 20 anni. Sì, insomma, anche perché su questo almeno diciamo 2026, che sulla data limite non possiamo sgarrare, perché come ci diceva prima i tempi sono strettissimi. Se per quanto riguarda la terza linea siamo insomma alla fase della firma dei contratti eccetera, per quanto riguarda la seconda linea siamo un po' più avanti ed è quella che sta creando magari un po' più di disagi fisici, ma è quella che insomma che si sta vedendo fisicamente. In questi giorni stanno cominciando i lavori in via Sografi. Ecco, questo vi preoccupa perché anche via Sografi è un'arteria particolarmente delicata per quanto riguarda la città. Mi preoccupa di più, francamente, di via Sografi, però chiaramente tutte e due creeranno problemi. Però voglio ricordare una cosa, nel frattempo facciamo una cosa molto importante, mettiamo a posto i servizi sotto il tram, vuol dire acqua, gas,
fibra, vuol dire che tutti i servizi vengono messi a nuovo, per cui anche in prospettiva vuol dire che non scomperanno condutture, vuol dire un grosso vantaggio. E chiaramente costa ulteriormente, però se c'è una piena collaborazione in questo senso tra il comune e le varie aziende fornitrici di gas, acqua e via dicendo. Ma queste spese rientrano comunque nel PNRR o sono spese? Rientrano nel costo del tram, diciamo. Abbiamo stabilito dei prezzi forfettari interessanti sia per il comune che per loro, perché aspetta a loro, però ovviamente mettere a posto prima, in questo senso è molto più facile mettere a posto adesso senza il tram sopra che dopo, per cui è un vantaggio reciproco. Quindi, allora, sicuramente via Gozzi la preoccupa un po' di più, via Sografi la preoccupa un po' di meno. Resta il fatto che insomma i padovani un po' si dovranno abituare da qui alla fine dei lavori, da qui a 4 anni, insomma è inevitabile, chiedo scusa, pesante. non 4 anni, meno 2 anni e mezzo. Via che non sarà difficile, da fare ponti, è un lavoro molto complesso. Molto spesso per andare urbano useremo controstrade, non andremo nella strada principale. Avete presente verso urbano sono spesso controstrade. Sì. Per cui in questo caso sarà anche un vantaggio. Abbiamo cercato il percorso in modo tale da dare meno problemi, meno noia possibile al traffico, ma chiaramente non creare problemi è impossibile. Credo che anche via Chiesa Nuova sarà un banco di prova importante, Sindaco, perché è un'arteria di accesso alla città veramente trafficatissima, soprattutto nelle ore di punta. Io parlo anche del senso di responsabilità da parte mia e da parte della Giunta. Potevamo fare a meno di farlo. Non prendevo parole, non prendevo insulti e via dicendo, però... Sì, non è neanche questa la soluzione comunque, perché un amministratore una responsabilità se la deve prendere. Io sono responsabile, devo prendere responsabilità e penso sia giusto, per cui lo faccio come responsabilità mia, della Giunta, di chi governa la città, perché sono convinto che la Padova cambierà. Per questo, per l'alta velocità, per la stazione nuova, perché investiremo ancora di più sulla mobilità dolce, vuol dire monopattini, vuol dire elettrici, biciclette server city. Abbiamo 71.000 studenti, 40.000 dei medi superiori. Abbiamo una città in qualche maniera va gestita, perché abbiamo una fortuna tremenda ad avere un'università. Siete soddisfatti, Sindaco, dai dati della mobilità in sharing, dei monopattini, delle biciclette? Quelli sì, sharing dell'auto un po' meno, mentre monopattini e biciclette server city molto bene. E incrementerete, ha detto, quindi, giusto? Sì. Perché io spero che cambi anche l'approccio che hanno i ragazzi, specialmente, perché io spero che facciano anche normative che adottino il casco, luci di direzione. C'è un progetto, adesso non so se è andato avanti o no, non credo. Questa è una cosa importante per i ragazzi. È difficile per loro. Cioè, io ce l'ho anche io al mare, però al mare non c'è nessuno, per cui è tutto bello liscio. Qua, su quei samprettini, veramente diventa difficile buche e via dicendo, per cui bisogna fare attenzione, ma anche non fare attenzione, loro devono rispettare il codice della strada. E voi dovete essere attenti a rattoppare sempre dove ci sono dei problemi. Rattoppare è un termine che purtroppo usiamo spesso e volentieri, perché soldi per fare asfalti noi ne abbiamo pochissimi, di conseguenza 1,5 milioni, insomma, niente, vuol dire zero. Rattoppiamo, perché dopo l'inverno dobbiamo rattoppare tutte le buche. Certo. Senta, invece, per quanto riguarda la mobilità a 30 km all'ora, se ne sta parlando molto in questi giorni, perché a Bologna praticamente tutta la città, insomma, adesso a 30 km all'ora. Già a Padova ci sono diverse zone della città a 30 all'ora, ma lei cosa ne pensa? Se non sbaglio c'è anche un progetto di legge da parte del governo a portare tutto a 30 all'ora. Non sono talebano a fare tutto a 30 all'ora, però sto facendo un'indagine a livello interno nostro, capire quante strade sono a 30 all'ora. Secondo me sono già moltissime, dove sono in quartiere sono tutte a 30 all'ora, per cui al di là di fare i divieti, perché dopo bisogna far rispettare i divieti, penso che questa cosa dove entrare sotto l'aspetto culturale è andare piano. Andare piano vuol dire, ad esempio, noi abbiamo gli incidenti mortali a Padova sono veramente crollati. Bisogna andare piano, bisogna stare attenti, perché ogni tanto mi vengono i brividi, perché o sfioro qualche ciclista, perché anche loro sono un po' indisciplinati, per cui bisogna stare attenti e andare piano, per cui far parte della cultura, non solo per mettere tutto a 30 all'ora oggi, però un po' alla volta, tutte le strade portiamo a 30 all'ora, in maniera limitata. Però, Sindaco, c'è anche chi dice che, visto che a 30 all'ora è veramente difficile riuscire a rispettare il limite,
C'è chi dice, il tornaconto delle amministrazioni comunali è che così possono fare un po' più cassa con le multe. Cassa con le multe a me non interessa, nel senso, anche quando abbiamo cambiato la viabilità, le ultime 3, abbiamo fatto pubblicità in continuazione, abbiamo fatto manifesti, volantini, scritto sul giornale, messo le pattuglie ancora prima di attivarla. Non vogliamo fare cassa, assolutamente, però pretendiamo che la gente si comporti in maniera disciplinata, non si va nelle corsie di autobus, punto. Perché perdiamo il vantaggio di essere, che il trasporto pubblico non è più veloce, per cui non si va. Per cui tutte le varie, abbiamo fatto una pubblicità tremenda, ma andate avanti mesi, qualche multa si prende, sì, ma d'altronde dobbiamo stare un po' attenti, se scrivono ZTL non si passa. Ha paura che Fleximen arrivi anche a Padova, che cominci ad abbattere col flessibile degli autovelox anche quelli di vostra competenza? Non credo proprio, Padova è una città civile, tranquilla, ma ho avuto questi problemi. Sì, la gente si arrabbia quando prende, anch'io mi arrabbio, quando prendo, la prendo, 4 km più, 6 km più, e si paga, un'altra volta sto più attento. È difficile mantenere la velocità, questo è sicuro, specialmente con macchine moderne ormai. Magari silenziose, non si percepisce quanto si sta andando. Non mi rendo nemmeno conto, ma anziché andare a 30 vado a 50, 40, per cui prendo una multa, zitto e pago, è finita, anche diventi sosta. Però comunque è oggettivo che, forse, questo sicuramente, però è oggettivo che forse anche a causa degli automobilisti un po' troppo indisciplinati, insomma, quella degli autovelox, delle multe, sia un'entrata importante anche per un bilancio comunale. Allora, lei sicuramente preferirebbe che si rispettassero le regole, però poi vi vengono a mancare delle risorse importanti. Una parte di queste risorse vanno non nel bilancio diretto, vanno per la sicurezza stradale. Sì, lei l'ha detto più volte, questo ci tiene molto a specificarlo. Non va nel bilancio diretto, sono normative chiare per tutti, non per Padova. Vanno sicurezza stradale, vigilanza, vanno fatto per altre cose, proprio parte e già diviso. Da noi, poi devo dire che molti non pagano, purtroppo, e tutti che non pagano devono andare a scossone, dopo si arrabbiano, d'altronde bisogna essere. Un altro fatto, tutti hanno imparato anche a pagare, chi paga subito perché è uno sconto molto importante. 30% per cui circa, un terzo. Da una parte va benissimo, da una parte si perdono risorse, però va bene che paghino subito e paghino. E stiamo attenti, andiamo piano. Incrementerete un po' gli agenti della polizia locale, il pattugliamento delle strade e quant'altro? Facciamo fatica perché oggi non è consentito aumentare il personale. Possiamo aumentare il personale, siamo al massimo totale personale. Siamo al massimo, di conseguenza oggi non è possibile, si possono rimpiazzare solo chi va in pensione. Sono 273 agenti, proprio ieri abbiamo fatto la festa della polizia locale, però è regionale, però tutti quanti c'era il capoluogo e anche tutti i comuni hanno partecipato. Avete ospitato voi infatti quest'anno? Quest'anno abbiamo ospitato noi tutti quanti, bello, piacevole. Sindaco, siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde, grazie di essere stato presente nei nostri studi. A tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici ricordo la novità, insomma, che c'è già da un paio di settimane, il Sindaco Risponde raddoppia il proprio appuntamento e quindi adesso noi vi diamo appuntamento a domenica alle 13, sarà nuovamente nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani, avremo ancora molti insomma, temi da trattare relativi alla vita della città. Adesso noi invece diamo la linea a TV7 Comuni e poi alle 20 torna l'informazione di TV7 TG. Una buona serata e a domenica. Buona serata.